Dardago si trova su una collina alta 180-200 metri, sita a nord-ovest delle Alpi Prefriulane, la cui cima più alta è Piancavallo, 2252 metri. Il paese è vicino al torrente Artugna, che nasce a circa 500-600 metri nella gola denominata Valle di San Tomé, torrente che dopo 15 km si getta nel Livenza. Lo so, abbiamo già fatto altri video qui su questa collina, ma non in questo luogo. Alcuni studiosi di fenomeni extraterrestri dicono che sotto Dardago c'è una base extraterrestre. Noi, nelle nostre precedenti esplorazioni, abbiamo cercato entità ed energie elementali. Buona visione e mi raccomando, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per essere sempre in prima linea ad esplorare con noi. Se vi piacciono i nostri video, cliccate sul pollicione e lasciate un commento. Grazie. Andiamo in ascolto, no? Ma è morto, cioè è morto qua cadendo o come è morto? No, lui Abitava qua. Sì, lui era abitante del posto. Ah, ok. Lui era Corsa Andina. Mi piace questo posto. Cioè non mi dà senso per il momento, che poi non so più avanti cosa ti posso dire. Quando si arriva vicino alla chiesetta ti dirà un po' di tutto. Ma quella chiesa la vedono? No. Ogni tanto la aprono. Ma è ancora consacrata. Penso di noi. Ah no? Può essere che sia vento. Poi ero venuto una volta e c'era di tutto. Proprio di notte o di giorno? Di notte. Di giorno poca roba. Sì? E di notte che inizia il paesaggio. Comunque è bellissimo questo posto. Sì, di giorno sì. Anche di notte. Non so, io scusate se ti Sì, butto sì. la luce negli occhi, ma aspetta che lo. Ecco così non metto le scatole. Occhio. Cos'è quella luce rossa? Tipo. Lì è, c'è tipo una via crucis. Capito? Ah, ok. Gli altarini, no? Sì. Te li riceve l'indicatore? Sì, vuoi tu? No, te li riceve. No, per il momento non si accende. Devono toccarlo? E dovrebbero mettersi almeno a mezzo metro per essere Ah. presi. E toccarlo anche. Di solito glielo chiedo e No, non chiedi sempre pure. lo fanno, ma a volte lo fanno. Ma dov'è questa chiesa? L'ho vista. Sì, era lì, ma fa tutto il giro là. Ah, ok. È tanto ritmo. No, no. Ah, sono convinta che abitano. Ma dove erano prima praticamente. Potrebbe per cortesia toccare questo strumento che si accende dove questo con la lucetta verde. Non siamo venuti qua per farvi del male, Vogliamo solo. Aspetta che mi ripiglio un attimo a salire. Vogliamo solamente sapere se ci siete. Vi fate sentire, vedere? Dovete parlare anche in quello strumento che è in mano la Noemi. Sono umani Sì, questi. sì, questo sì. Sì, sì. Questo troppo si sente, troppo. Hai sentito? Sono umani? Sì, sì, siamo. Ma sono a casa là? No,
sono su come noi, non facciano questa compagnia. Faranno magari la notte qua in tenda È probabile, con le luci, con le non sia gente venuta a fuochi. pescare. Si può? Non è che magari arriva il guardia caccia, il guardia No, pesca. no. Non si vede niente dentro. No. Lo toccate per cortesia? Provo a tirare fuori la spina. Perché è possibile che non hanno tanta forza. C'è qualcuno qui? Potresti parlare con noi attraverso questo strumento, per piacere? Come ti chiami? Io mi chiamo Lina, tu? Ripeti, per favore. Mi dici il tuo nome? Mi dici cosa fate qua? Perché ti scusi? Non sai perché ti scusi. Io si chiama Giovanni. Ti chiami Giovanni? Mi dici cosa fai qua, Giovanni? Chi sei? Abitavi qua? Giovanni, potresti toccare quello strumento con la lucetta verde, per piacere? Vuoi che cambio frequenza? Va meglio se cambio frequenza. No, voglio, Va meglio così? Mi sento che parlano, non capisco cosa dicono. Come? Va tutto bene, Giovanni? Ma sei solo qui o c'è anche altra gente con te? Ti vuoi raccontare un po' la tua storia? Senti, io ho sentito dire che qua sono state bruciate delle donne durante il Medioevo. Possiamo parlare con loro? Qualcuno sta ridendo. Chi è che ride?
con questo qua? Sì. Ci parlate un po'? Non volete raccontarci qualcosa? Diteci chi siete, che cosa fate qua. Qua c'era movimento. Qua c'era movimento prima come sempre fatto. Ah, ok. Possiamo parlare con voi per piacere? Se non volete andiamo via, Visto? Cosa volete? Ah, non ho visto. Porca miseria. Toccate di nuovo Ho quel... fatto un leggero vibrazione. Ah? E beh, l'ha preso la telecamera, se non l'abbiamo visto noi. Lo fai di nuovo accendere che io non ho visto per piacere? Prova a chiedergli quanti sono. In quanti siete? Puoi chiedere anche tu, Ripeti? 10? Tanti? Tanti quanti? Sapete chi sono io? Non è sbagliare, non so se ho detto il nome. Sì, l'hai detto, potresti ripeterlo. Non ho capito. Non riesce a... Prendi energia dagli strumenti, per favore. Tanto per cominciare, volevo sapere, vi dà fastidio che siamo qui a parlare con voi, a registrare? Vi piacerebbe parlare con noi? Sì. Ok. Ci dite qualcosa di voi? Il vostro nome? Fate accendere quella lucetta lì per piacere. Toccate quello strumento con la lucetta verde, che vedrete che si accendono tutte le lucine. Fatelo arrivare fino a rosso. Che ti stai lì? Sembrava un sasso che cadeva. Era un sasso?